Sono riuscito a fare 16 gol, sicuramente potevo fare anche meglio, come la stessa Nuorese. Dico sempre che i discorsi di squadra vanno di pari passo con i discorsi individuali, quindi è stata una buona stagione anche per la Nuorese perché era una matricola, era all'esordio, diciamo, dopo tanti anni un campionato come la Serie D, che non dimentichiamo quest'anno è una quarta serie, e niente, comunque siamo soddisfatti. E niente, adesso cerchiamo di affrontare l'ultima partita nel migliore dei modi. Abbiamo sentito sia il presidente sia il direttore, anche qualche tuo compagno, come hai detto giustamente tu, parlare di rimpianti, di qualcosina da fare in più rispetto al previsto. Cosa si è sbagliato secondo te? Quali sono gli aspetti, no, in generale durante questo campionato? Abbiamo sbagliato molte partite in casa, secondo me abbiamo raccolto soltanto dei pareggi quando potevamo trovare la vittoria. Quindi quello è chiaro che ci ha penalizzato, poi alcune situazioni tra allenatori sicuramente ci hanno un po' tagliato le gambe, però nonostante tutto ci siamo salvati con 4-5 giornate d'anticipo, abbiamo tenuto vivo il sogno dei playoff sino forse ad oggi e niente. Senti, l'anno scorso l'avventura in Lega Pro, quest'anno sei tornato in Serie D, dove sei tornato a fare comunque un buon numero di reti. Il futuro tuo personale come lo vedi? Insomma, senti il bisogno di poter fare di nuovo il gradino verso l'alto oppure ti accontenteresti? Magari sarebbe un buon trampolino, anche perché comunque l'età inizia a farsi sentire, anche se non sono vecchissimo, però penso sia il momento giusto, l'ultima chance. Se non ci sarà una chiamata comunque sarò ben felice di fare una Serie D.